Abbiamo scelto Conegliano per portare questa idea nuova appunto nella città. Sicuramente quest'anno c'è più afflusso rispetto all'anno scorso, sicuramente più atmosfera e per il momento sta andando tutto bene. Adesso aspettiamo il 31 che dovrebbe essere la serata più importante di tutto l'evento e aspettiamo. La gente ha riassaporato il fatto di stare in centro, di girare, insomma di passeggiare, che non è il classico centro commerciale, quindi godersi un po', ridare proprio vita al centro, questo è poco ma sicuro, per fortuna, perché comunque per noi commercianti del centro è veramente un polmone questo Natale. Quasi già una tradizione, siamo già da 3 anni qui, abbiamo molta affluenza, tanta gente, piace e finché dura diciamo che noi siamo qui. La gente in giro ce n'è tanta, quindi abbiamo sempre lavorato bene, sera più, sera meno, però sempre tanta gente. Il Biscione non solo divertimento per i più piccoli ma anche tante buone frittelle. Sì, noi vendiamo frittelle, crepe, waffle, cioccolata calda, vin brûlé analcolico anche per i bambini e niente, ci sono anche tanti adulti che vengono a mangiarle le frittelle, quindi va bene qua. Le frittelle di mele, prodotto tipico del Trentino, fatto con mele rigorosamente fresche, cannella, pastella, fritte, mangiate, è buono. Veniamo da Canale San Bovo, un paesino vicino a Fiero di Primiero nel Trentino orientale e essendo panificio offriamo tutte le specialità che abbiamo, tipiche trentine e non. Come sono queste frittelle? Spettacolari. Anche quest'anno siamo tornati, abbiamo portato il divertimento per questa nuova edizione e speriamo che continui appunto perché è una situazione positiva per Conegliano, appunto porta tanta gente in piazza. I bambini passano la giornata felici, poi a volte fanno qualche bel volo ma va bene così, fa parte del gioco. Ragazzi, com'è l'aperitivo alle casette di Conegliano? È bello quest'anno, c'è molta più gente, è un bello spirito, mi piace, è bello. Molto accogliente, molto bello. La cosa più strana di queste casette è stata da parte di una signora che mi ha chiesto dei crauti, sono rimasto un po' basito diciamo, poi per il resto diciamo che mandano cose normali, ad esempio il solito brûlé o panini con la porchetta, panini con la soppressa, robe di casate insomma. Prima volta che pattini sul ghiaccio? Sì, è la prima volta. Oggi sono venuta a pattinare come regalo di Natale, domani però tornerò a Viterbo e magari ritornerò al prossimo inverno. E quindi porterai questa esperienza del pattinare sul ghiaccio in piazza Cima a Conegliano anche a Viterbo? Sì, porterò questa esperienza anche a Viterbo. Se sopravvive. Se sopravvivo non cado.